Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati a tutti, in via Antonio Callegari, proprio in fondo a via Alessandro Monti, c'è la bella chiesa di San Gaetano recentemente restaurata. Centro anch'io. La piccola chiesa di San Gaetano, a sud di Piazzale Arnaldo, è un gioiello di arte barocca. Tutto ebbe inizio alla fine del Cinquecento, quando un prete, padre Francesco Cabrino dal Fianello, radunò un gruppo di fedeli e sacerdoti che volevano una riforma morale del clero e della chiesa e chiamò quella comunità Padri della Pace o Preti Riformati. Fu l'architetto Giulio Todeschini ad occuparsi del progetto della chiesa tra il 1588 e il 1598, che venne consacrata a Santa Maria della Purificazione. In seguito, durante il Seicento, la comunità dei preti riformati si spostò e in questo luogo vennero a vivere i teatini, i quali cambiarono l'intitolazione della chiesa dedicandola al santo fondatore del loro ordine, cioè San Gaetano. Fu nel Settecento che l'interno della chiesa venne riccamente decorato con fregi in stucco, marmi, affreschi, opere ad esempio del bresciano Pietro Scalvini. La chiesa contiene diverse opere di valore, tra cui una splendida Estasi di Sant'Andrea Avellino, realizzata nel 1742 da Giambattista Pittoni. Da metà Ottocento ad oggi sono i frati francescani a gestire la chiesa e a dedicarsi all'assistenza e alla cura religiosa dei detenuti delle vicine carceri. Bene, qui di alberi ad alto fusto non ce ne sono, però se ci fate caso, è il Ramstort, è il piega anche che è il drit. Centro anch'io. Di nuovo qui si parlava di rami di botanica, è il Ramstort, è il piega anche il drit. Vero? Andiamo. Il ramo storto piega anche quello dritto? Marisa, hai risposto bene. Peppino cosa dice? Sì, Che significa questo, che il Ramstort è il piega che è il drit? il Ramstorta vuol dire che effettivamente Che barba. Che simpatica questa suora, lei è suor? Lucia. Suor Lucia, che bello, al nome della mia mamma, guardi. È Ramstort, Suor Lucia, è il piega che è il drit. Che significa? A rama storta il piego che il dritto. Capito, Suor Lucia? Cioè? Basta. Basta, lo dico, è Ramstort, è il piega che è il drit. Facciamo la traduzione? A ram storta. Questo è il dialetto. Sì. Al piega che è il dritto. Lei di dov'è, Suor Lucia? Io sono della Bassa Bresciana. Va bene, grazie, non la contraddiciamo perché... Grazie, Suor Lucia. No. La signora è dominicana, della Dove? Repubblica Dominicana. Di che zona della Repubblica Dominicana? Dove? Santo Domingo. Santo Domingo, quanto è bella. Che fa a Brescia? Perché non sta a Santo Domingo? No, lei sta in Canada, lei sta in Canada. Ah, a Toronto. Allora, lei di Toronto, lei? Io nata a Santo Domingo, abito a Brescia. Dio vi benedica. E il signore? From Toronto. Di Toronto. Slovacchia e Toronto. Toronto, sì. Internazionali, come ve la... Sì, lei fa così perché ne chiama un'altra. Vieni, vieni, entra pure tu. E questa chi è? È mia figlia. La figlia, quindi mezza canadese. Ciao. Ciao, questa è bresciana bresciana. Allora la domanda dovrei farla alla figlia. No, no, no. Senti, tu che sei la più bresciana di tutti, come te la cavi col dialetto? Magari qualcuno in classe, qualche tuo amico. È Ramstort, è il piega a che il drit. Che il drit. Dai, fatti dare gli aiuti a casa, anche se non credo che arrivino, Il ramo. Il ram storto il piega che il dritto. Bravissima. Traduciamolo. Il ramo sto... Il ramo storto piega quello dritto. Brava. Così difficile. Anche lei lo sa. Dai. Il ramo storto Sì. che piega Cioè? che calpestando un ramo storto. Un ramo, non lo so. Cioè, qual è il significato metaforico? Che se c'è qualcosa che non va, peggiora anche quello che sta andando bene. Ragazzi, il nostro pubblico è intelligente. A volte ritornano, nella precedente stagione ce l'avevamo già sentiti, noi vero? Sì, l'anno scorso sì. Peraltro noi la fermiamo volentieri perché è amica della nostra direttrice editoriale che salutiamo. Ciao Nunzia, ti ricordi di me Argentina? Ciao, ciao. Bene, un saluto a cui unisco il mio, Annunzia Vallini, la nostra direttrice. È Ramstort, è il ragazza. Ragazza, sì, Sì. come me. Ramstort è il piega a che il drit. Che significa?
Oh, mamma mia. Il ramo storto? Torto, sì, piega quello dritto, ma il significato non lo so. L'Argentina, perdonata così, va bene così fino a qua. Dai, era abbastanza facile quella di oggi, poi pure simpatica. È il ram storto e il piega anche il dritto, un po' come dire chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Insomma, impariamo a scegliere le persone giuste. Amici, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao!